Parliamo invece di TEF, Taranto Eco Forum, parliamo di sostenibilità nella manifestazione che sarà a breve a Taranto. Cominciamo a scoprire ospiti, relatori e stakeholder dell'evento organizzato da Eurota ETS. Diamo il benvenuto al generale Giuseppe Vadalà, commissario unico per le bonifiche. Buongiorno generale. Buongiorno a voi. Generale, in una delle sue interviste, rilasciata rispetto alla terza edizione del TEF a Taranto, ha detto che questa terza edizione è importante perché vuol dire che ha centrato le esigenze e gli obiettivi e ora è il momento, di dare concretezza a tutto questo. Sì, il terzo anno è un consolidamento di un'esperienza importante, complessa, anche difficile, ma veramente importante, perché il risanamento del territorio è una questione strategica nazionale del Paese e poterlo organizzare, il terzo anno che lo si organizza comunque al sud, in Puglia, a Taranto, che è una emblematica in qualche modo, che indubbiamente ha tanto da dire e da fare da questo punto di vista, è veramente importante. L'altro fattore da mettere in evidenza, secondo me o secondo noi, è quello dei contenuti. Sono 3 anni di contenuti sempre importanti, sicuramente anche di presenze ed esperienze autorevolissime, ma di contenuti importanti che ogni anno a tutti i partecipanti danno delle indicazioni sul fare, perché poi è quello che fa la differenza, perché nel risanamento del territorio, come in tante altre cose, devi fare, devi realizzare. Allora, gli operatori generale, le voglio chiedere proprio questo, come si fa, come si consente, tra virgolette, alle idee progettuali, alle visioni, di passare all'azione in qualche modo, alla concretezza? Quello di operare gli interventi di risanamento, nel nostro caso sono interventi di bonifico, messa in sicurezza dei territori per recuperare il territorio e darlo per nuove utilizzazioni. E siccome gli interventi sono complessi tecnicamente ma anche amministrativamente, ecco che il momento di confronto del TEF, dove comunque si incontrano operatori pubblici e privati, si riesce meglio a mettere a punto come si deve fare, gli obiettivi da porsi, e come, se possiamo dire, un grande gioco che avviene, perché avviene 2 giorni di grande gioco, di simulazioni, perché si parla e parlando dici guarda potremmo o avremmo potuto far così o avremmo potuto fare, e quindi diventa un'esperienza modale, intermodale, veramente importante, fattuale, concreta. E allora non resta che viverli questi 2 giorni, il 22-23 maggio 2025, il Taranto Eco Forum. Intanto grazie al generale Giuseppe Vadalà per essere stato con noi, ci rivedremo naturalmente in quelle giornate a scambiare non solo idee ma anche a questo punto a valutare progetti e azioni da compiere.